Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati dal Pala Badiali di Falconara. È la sera di Ocasa Falconara Bitonto, è la sera di questa 19ª giornata della Serie A Tesis, ottava di ritorno. Via a Ocasa Falconara Bitonto. Pallone forte in area e si sono perse. Cenedese che fila in fondo al sacco. È 1-0 per il Bitonto dopo 2 minuti e 28 secondi. La numero 8 si è fatta trovare libera a 2 passi dalla linea di porta e per lei è stato facile infilare alle spalle di Denis Carturan, che era appostata sul primo palo. Rivediamo buco nella difesa zona dell'Ocasa Falconara e quando passa quel pallone lì sono guai e in questo caso sono gol. Cenedese che però recupera un altro pallone con Isa Pereira che si autolancia, crea superiorità. Pereira per Lot di prima, Colucci non ci arriva, anticipata da un'uscita tempestiva di Torma che aveva capito le intenzioni dell'avversario, poi però strappa la sfera. Ballardin ci prova da lontano, l'abbiamo detto, dotata di un gran tiro. Qua prova ad esibire un pezzo importante del suo repertorio. Ghilardi cerca Lusileia, ancora Isa Pereira, gran dribbling davanti al portiere, l'assist, Colucci, rimpallo e alla fine blocca il pallone Torma. Lusileia può pensare all'1 contro 1 con Ballardin, affonda, sì, Lusileia, la numero 10, calcia e trova la grande risposta di Denis Carturan, che vale molto simile anche per il Bitonto, perché anche lei, attenzione però, Lusileia ruba palla davanti a Carturan, il duello l'ha vinto Carturan, mani fra i capelli per Lusileia, decisive direi per evitare il 2-0 del Bitonto, mentre Colucci da sola sull'assist delizioso di Isa Pereira. Cenedese, palla alzata, Condò, Lusileia, conclusione, palla che soffia vicino all'incrocio dei pali. La sfera che torna centralmente con questo lancio, Condò anticipa, Condò ancora, prova dentro per Colucci, il tocco sotto. C'è stato anche un contrasto, rumoreggia un po' il pubblico, anche la panchina dell'Ocasa. Poi Cenedese affrontata da Isa Pereira, sa che bisogna accendere le antenne, scappa via, gran palla di ritorno, Cenedese, la sfera sulla sinistra, conclusione ancora una volta in uscita Carturan, puntuale stavolta, puntualissima come nelle occasioni precedenti. Una piccola sbavatura qualche istante fa, qua rimediata ancora Ballardin, conclusione, para Torma, ancora fiammate del match dopo qualche minuto non a ritmo altissimo. Diana Santos, la sua rincorsa, in barriera c'è Colucci, calcia Diana Santos, stavolta il pallone va dritto in porta, ci sono le mani protese di Carturan. Arriva il suono della sirena, si chiude il primo tempo con il Bitonto avanti 1-0, l'ha sbloccata presto Cenedese dopo 2 minuti e 28 secondi per la precisione. Riparte via con la ripresa di Ocasa Falconara Bitonto. Eccola Colucci che di tacco stava per inventare una magia, l'ha colpita benissimo. Calcio di punizione affidato al destro di Diana Santos, lunga rincorsa, prende la mira, ci prova, la palla termina fuori, non di molto, vicino al palo c'era Ballardin pronta. Brunigna, quindi Colucci contropiede, Falconara, ci prova Colucci per Ballardin, destro, palla fuori, pecca di precisione. Siamo già dalla parte opposta con l'altra numero 7, Diana Santos, tiro deviato, gol del Bitonto che raddoppia con un po' di fortuna. Il sinistro in diagonale di Diana Santos trova il piede di Nancy Lot e la palla che spiazza Carturan incolpevole. 2-0 del Bitonto. Rivediamo, Diana punta Isa Pereira, la palla andava probabilmente fuori, attenzione però a Condò che accelera bene, Condò fa tutto bene ma ancora una volta la mira non è perfetta, con un pizzico di fortuna ha trovato il gol del 2-0. Attenzione adesso a Lot, ancora una volta è un film visto e rivisto, l'anticipo, attenzione, prende la mira Greco, palla che forse ha toccato anche il palo ma è terminata fuori. La numero 23 col sinistro trova Nicoletti, di prima intenzione per Brunigna, buona manovra Brunigna, buona conclusione, tuffo plastico, non ce la fa più Ballardin ad inseguire l'avversario. Greco davanti alla porta, prova lo scavetto, Isa Pereira nega quantomeno il terzo gol del Bitonto. Eccoci qua a suono della sirena, finisce 2-0 per il Bitonto sull'Ocasa Falconara con le reti di Cenedese nel primo tempo e l'autorete di Lot nella ripresa provocata dal tiro di Diana Santos. Andiamo ai saluti finali, grazie per essere stati con noi da parte mia, Matteo Magnarelli, un arrivederci alla prossima partita di Serie A Tesis.
femminile in diretta su Sky. Grazie, ciao!